Le formazioni con il Sant'Antioco in fase di disimpegno, in difesa con Lai, Sant'Antioco in campo con Cocco, Pirosu, Malongiu, Melis, Lai, Cauli, Murroni, Piloni, Mileddu, Meloni e Lenzo. Risponde la formazione della Frasinetti del mister Carlo Azzei con Ollano in porta, poi seguendo l'ordine numerico Durzu, Musio, Piras, De Sogus, Dinaro, Mura, Pichiri, Cois, Sannia e Azzeni. Adesso siamo giunti al primo minuto di gioco nel corso del primo tempo, ovviamente ancora 0-0 a Sant'Antioco tra Sant'Antioco e Frasinetti. Ora Melis in mezzo al campo per la formazione granata, perde il pallone ma sempre con grande generosità prova a riconquistarlo. Adesso il Capitan Piras cambia gioco nel settore di sinistra, prova a servire il numero 10 Sannia, il quale però non raggiunge il pallone che sfila dalla linea bianca, rimessa con le mani in favore del Sant'Antioco. Tende ovviamente il piazzamento dei compagni Pirosu prima di servirli con questa rimessa. Intanto 19esimo, sempre 0-0, Michele Mileddu, lato corto dell'area di rigore ancora per Murroni da destra, poi il pallone è controllato ancora dai giocatori granata verso la bandierina con Mileddu che riesce a mettere il pallone nei 16 metri della squadra di Azzei, ma sono bravi gli uomini proprio del tecnico cagliaritano a rimettere fuori. Ancora Lenzu che non aggancia per un soffio il pallone in un'azione pericolosa, il pallone stesso che arriva dalle parti del portiere Ollano, il quale serve subito i compagni della difesa. Adesso ancora in fase di disturbo Piloni molto bene, recupera il pallone infatti il Sant'Antioco. Adesso è Fabio Meloni che avanza palla al piede centralmente in verticale per Murroni, ancora il tocco di ritorno per Mileddu e vediamo che adesso arriva un altro cartellino giallo, questa volta ai danni del giocatore con la maglia numero 6, vale a dire Dinaro. Calcio di punizione per il Granata, sul pallone c'è il mancino Sergio Pilloni con la maglia numero 8, pallone collocato centralmente nel settore di destra, al limite dell'area di rigore, siamo intorno ai 25 metri rispetto alla porta difesa da Ollano. Tutto pronto, batterà naturalmente con il sinistro, Sergio Pilloni è pronto per questa esecuzione, va infatti il Sergio Pilloni con il mancino, pallone a giro che esce di un soffio al lato alla destra del portiere Ollano. Pallone preda di Murroni che scivola, perde il contatto, perde il grip con il terreno di gioco. Ancora poi lo stesso Murroni che in fase di disimpegno prova a recuperare il pallone, vi riesce, pallone in mezzo al campo. Adesso ancora Piras, riparte la formazione di Cagliari ancora con il numero 8 Picri. Intanto 33esimo, sempre 0-0 qui a Sant'Antioco tra Sant'Antioco e Frasinetti. Musio per il numero 11 esattamente Azzeni, la punta, ancora il pallone a ritroso per Capitan Piras, poi ancora il tocco per Cois che fa da sponda per una compagna. Adesso ha capito tutto il Sant'Antioco con Pilloni che all'altezza della out di sinistra prova a recuperare il pallone. Ancora Lai con questo lancio in avanti, fasi di gioco un po' spezzettate con serie di tocchi da una parte all'altra. Adesso attenzione, parte in fuorigioco, conclude anche rischiando il giallo il numero 11 Azzeni. L'arbitro in questo caso è benevolo con la punta ospite. C'è di punizione dal settore di destra, lato corto dell'area di rigore, quello alto invece è Piras, il numero 4, il capitano della squadra cagliaritana, pronto per recapitare il pallone nel cuore dei 16 metri Granata. Batterà con l'interno del piede destro verso il centro dell'area. Adesso la barriera del Sant'Antioco va a collocarsi con due uomini, tutto è pronto, c'è sul pallone Capitan Piras, siamo, ricordiamo, all'altezza del vertice quasi dell'area di rigore, vertice alto. Tutto pronto, batte adesso invece corto, sbagliando forse questa giocata il Frasinetti, il pallone all'indietro, arriva addirittura Meloni che lo mantiene in campo e dunque parte rapido il contropiede del Granata. Meloni però si attarda un po' troppo con una sorta di doppio passo, perde il contatto con il pallone e allora lo recupera prontamente la formazione della Lansby Frasinetti. Nulla di fatto per questa occasione del Sant'Antioco. 42 minuti trascorsi nel corso del primo tempo, ancora 0-0 in questa scialba partita tra Sant'Antioco e Frasinetti. Dallo 0-0 quando siamo al primo minuto di gioco nel corso della ripresa. Tanto il Sant'Antioco qui da sinistra con Pilloni, ancora interno del piede sinistro, pallone all'interno dell'area di rigore, poi da fuori la conclusione di Fabio Meloni, calcio di punizione immediato per il Sant'Antioco, il gol, azione manovrata, un pallone dalla destra messo nel cuore dei 16 metri della Frasinetti. Prima Mileddu conclude, però il pallone è ribattuto, poi si gira, trova il pertugio giusto e poi con all'interno del piede destro batte con una conclusione rasoterra il portiere Ollano
e Sant'Antioco in vantaggio al terzo minuto. Siamo già nel corso del quinto minuto con il Sant'Antioco in vantaggio, ancora il Sant'Antioco con Pilloni, area di rigore, la presa alta del portiere Ollano. Tanto in settimana la notizia sul fronte del mercato Granata, c'è anche Matteo Pau pronto per giocare con i sulcisani di Sant'Antioco, dunque probabile che fra qualche settimana vedremo il giocatore classe 87 se non ricordo male. Adesso il pallone che gravita all'altezza del cerchio centrale del campo per il Granata e adesso Cauli, il tocco in avanti per premiare esattamente Michele Miledu, ma dall'altra parte riparte la squadra di Azzei. Di punizione dal lato corto della rigore, Capitan Piras batte basso, attenzione alla girata poi smorzata dalla squadra Granata, il fallo laterale rimessa con le mani in favore della squadra cagliaritana. Battuta adesso ancora verso la linea di fondo, la insegue il pallone guadagnando il corner, esattamente era Mura che scattava, ha lasciato che il pallone uscisse dall'area di rigore. Attenzione, intanto attacca ancora l'Aspi Frasinetti verso sinistra dal lato corto, punta Mameli ancora verso la linea di fondo, finisce a terra il numero 8 Picchiri e riparte il contropiede dei Granata. Vediamo se Lenzo aggancia il pallone, no, anticipato dal terzino sinistro Musio, giocatore ammonito nel corso del primo tempo. E allora ancora Aspi Frasinetti verso la linea di fondo, ancora pallone messo in mezzo, interviene in scivolata Lai, allontana questa minaccia, ancora Pirosu che esce dalla propria area di rigore. Messa ripresa di Michele Miledu che anche nei minuti non collegati veramente sta facendo il buono e cattivo tempo, questo centravanti che abbiamo detto è intramontabile, ma questo è un eufemismo per descrivere le qualità, la grinta, il temperamento di questo ragazzo eterno giovane. Ancora il Sant'Antioco che attacca proprio verso Miledu, area di rigore, insegue il pallone Miledu con grande generosità che lo contraddistingue fino all'ultimo secondo della partita. Il pallone stesso è oltre la linea di fondo, recupera il pallone l'Aspi Frasinetti e può andare da sinistra ancora per il 17 Cau verso l'area di rigore, ancora verso la linea di fondo. Adesso il numero 17 insegue il pallone, riesce a crossare di testa ancora il pallone al campanile allontanato da Melis per la squadra Granata. Ancora l'Aspi Frasinetti che attacca, prova a sfondare il numero 15, non vi riesce, ancora però Aspi Frasinetti in possesso di palla. Miledu recupera il pallone, sublime di Capitan Miledu, recupera per Meloni verso sinistra, attacca Fabio Meloni, punta l'avversario verso l'area di rigore, ancora dal lato corto Meloni si gira, poi ancora il numero 10 di casa, ancora l'Iglesiente verso la linea di fondo, riesce a passare, splendido Meloni in mezzo, il pallone arriva ancora la difesa a spazzare dai propri 16 metri, azione insistita di Fabio Meloni, grande giocata dal lato corto, entrata in area di rigore verso la linea di fondo, è riuscita anche a mettere il pallone in mezzo, però la difesa ha spazzato, ammonito adesso se non andiamo errati Nicola Marongiu, un calcio di punizione in favore dell'Aspi Frasinetti nella propria metà campo che si incarica di effettuare con il proprio numero 4 Piras, il capitano della squadra. 33 minuti trascorsi nel corso di questo secondo tempo, sempre 1-0 per il Sant'Antioco, il gol al terzo lo ricordiamo di Capitan Miledu, sempre 1-0 il risultato qui quando sono trascorsi 35 minuti nel corso della ripresa. Il lancio in avanti per la formazione ospite, attenzione al numero 10 Sania, area di rigore, intervento in diagonale difensiva e poi il numero 17 che spedisce fuori, occasionissima esattamente con Cau per l'Aspi Frasinetti che spara il pallone alto sopra la traversa, poi calcio di punizione per l'Aspi Frasinetti dal limite con il tocco sotto morbido all'interno dell'area di rigore, allontanato dai Granata verso il lato corto. Adesso è Marongiu in fase di disimpegno, ancora il numero 17 di casa Maurizio Zoa che è entrato nel secondo tempo al posto di Fabio Meloni. Buona partita, ricordiamo l'azione personale al 33esimo che è andato verso il fondo dopo un'azione avviata splendidamente in mezzo al campo da Miledu, dato che di fondo ha messo il pallone in mezzo, però in quel caso l'Aspi Frasinetti ha difeso molto bene. Ancora la formazione Granata che prova a ripartire in contropiede, ancora con Zoa all'esterno sinistro, il lancio dall'altra parte per premiare Giacomo Mazzeo, ancora il tocco invece è l'aggancio del pallone ad opera di Corso, dunque per l'Aspi Frasinetti serie di batti e ribatti, saranno 3 i minuti di recupero, dunque Antioco 1 Frasinetti 0, ancora l'Aspi Frasinetti con Capitan Piras a sinistra il pallone per il proprio terzino sinistro, il lancio lungo in avanti, attenzione palla che rimbalza dalle parti di Federico Cocco, il quale fa correre qualche brivido sulla schiera dei tifosi Granata visto l'incombere di un avversario che si avvicinava pericolosamente nei suoi pressi, ma il palleggio per il portiere Federico Cocco, il quale rilancia lungo verso Miledu, attenzione con la mano Miledu rischia il giallo, il pallone adesso è per l'Aspi Frasinetti sulla destra, non ha colpito il pallone ovviamente Miledu con la mano, adesso ancora Aspi Frasinetti con la maglia numero 9
9 esattamente. Cois, fuori gioco dice il collaboratore di sinistra. Calcio di punizione inesorabile per il Sant'Antioco, sempre 1-0, 47 minuti, superato da qualche secondo, la partita si chiuderà al 48esimo. Si va avanti adesso con questo calcio di punizione in favore dei Granata. Federico Cocco ovviamente facendo ai compagni di andare in avanti, guadagna qualche secondo furbescamente l'estremo difensore Granata, pallone lungo nel quarti campo per il Sant'Antioco, ha subito il fallo capitano Miledo, rimane a terra sotto l'incitamento del pubblico, sentirete gli applausi calorosissimi da parte dei 200 tifosi Granata qui a Sant'Antioco. Vista l'assenza anche della Serie A, sono numerosissimi i tifosi qua a vedere la partita importante, questa gara numero 9 per i Granata. Lenzu, il tocco sotto per il vicino Mileto, ancora Lenzu dal lato corto, Davide Lenzu, giocatore di Palma, se verso di fondo, guadagna il calcio d'angolo, no, è finita qua, il Sant'Antioco torna alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive, batte 1-0 di misura, ma che importa, 1-0, 3 punti d'oro sull'Aspi Frasiletti, il gol al terzo minuto di Michele Mileddu.